Carissimi, buongiorno, veramente benvenuti in questo primo culto dell'anno. Che il Signore possa veramente benedire questo tempo insieme, prezioso questo tempo di lode, di adorazione, di ascolto della parola di Dio, di quello che il Signore vuole dirci. E veramente dobbiamo cominciare bene. Se noi pensiamo all'anno 2020, nonostante il Signore ci ha dato tante benedizioni, per noi è stato un anno particolare, un anno di insicurezze per certi versi, un anno che ci ha portato tanti dubbi, no? Ma il 2021 per noi deve essere un anno di speranza, ed è interessante questa parola che sto usando con proposito, no? La speranza è un'attesa viva, fiduciosa che qualcosa di buono succederà. E noi stiamo sperando che il Signore ogni giorno di più ci mostri che veramente Lui è nel controllo delle nostre vite, nel controllo delle nostre famiglie, nel controllo delle nostre chiese e oltre a questo nel controllo del mondo. Anche se sembra che vada tutto a rotoli, noi dobbiamo veramente continuare a sperare, e siamo qua per dirlo stamattina con questo culto che vorrei chiedere veramente al Signore che possa essere ripieno del suo spirito. Io ti chiedo, tu che sei lì a casa, veramente di prepararti, perché il Signore ha tante cose belle da dirci, ma prima di ogni altra cosa ovviamente noi vogliamo non soltanto cantare, adorare il Signore con dei cantici, fra poco io passerò la parola al gruppo di lode, ma anche pregare prima, perché il Signore possa entrare in questo culto. Tu che sei lì a casa, non farti ingannare dalla distanza della TV, del video, dello schermo dove stai assistendo a questo culto. Non sei solo uno spettatore, ma sei un protagonista, e veramente se sei lì insieme alla tua famiglia, nella tua casa, ti invito non soltanto a pregare insieme a me in questo momento, ma quando è il momento della lode che tu possa cantare, adorare il tuo Signore, che veramente merita la tua lode, la nostra lode e la nostra adorazione. Preghiamo che il Signore possa guidare questo tempo prezioso nella sua presenza e che il suo spirito possa riempire veramente i nostri cuori. Ok? Preghiamo insieme. Nostro Dio, nostro Padre, ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo benedire, Signore, per quello che tu hai fatto nell'anno che è passato, nell'anno 2020, un anno in cui noi abbiamo dovuto affrontare tante situazioni, a volte, Signore, non neghiamo che c'è stato anche angoscia, c'è stato difficoltà, Signore, di tutti i tipi nella nostra mente e nel nostro cuore. Ma oggi possiamo dire, come è stato detto in quel testo dell'Antico Testamento che dice: fin qui il Signore ci ha soccorso. E veramente noi, Signore, dobbiamo ringraziarti, perché tu, Signore, fin qui ci hai soccorso, ci hai tenuti in piedi e siamo arrivati qui. Signore, davanti a noi abbiamo ovviamente delle incognite, un 2021 che non sappiamo quello che succederà, ma quello che vogliamo ribadire, Signore, è che noi abbiamo questa speranza, e la nostra speranza, Signore, non è nelle circostanze, non è nelle situazioni a volte anche difficili che noi viviamo, ma è in te, Signore. E la tua parola promette, Signore, che tu sarai con noi fino alla fine del tempo presente. Quindi, Signore, il nostro bene è quello di stare uniti a te. Grazie ancora, Signore, e che il Signore possa oggi benedire questo culto, riempiendoci della sua gioia, del suo amore e della sua grazia. Nel nome di Cristo Gesù ti chiediamo. Amen. Poi voglio passare la parola al gruppo di lode, e se tu sei lì con la tua famiglia, canta mentre i fratelli stanno cantando, adora il Signore con tutto te stesso, perché Lui merita la nostra lode e la nostra adorazione. Passiamo al momento dei cantici.
mezzo a noi, e nella notte presente è. Il nostro Dio oggi opererà, Lui è benigno e santo. Il nostro Dio è in mezzo a noi, e nella notte presente è. Il nostro Dio oggi opererà, Lui è benigno e santo.
Ok carissimi, penso che abbiamo passato un bellissimo momento di lode e di adorazione nella presenza del nostro Dio. Noi abbiamo parlato con Dio attraverso queste lodi. Adesso è il momento in cui noi dobbiamo ascoltare la voce di Dio, e io voglio pregare insieme a te perché il Signore possa parlare a te come suo figlio, e attraverso la preghiera noi chiederemo che lo Spirito Santo possa amministrare questo momento veramente ai nostri cuori, che non è solo un momento di una semplice conferenza, ma è un momento spirituale importantissimo, perché Dio parla al suo popolo, ok? Quindi ti chiedo di chiudere i tuoi occhi e di pregare insieme a me. Ti chiedo, se tu hai la tua Bibbia lì vicino, che tu possa intanto cominciare a aprire nel libro di Giosuè. Oggi noi leggeremo alcuni testi da questo meraviglioso libro, che è un libro di conquiste, no? E questo ci dice tutto su quello che io predicherò quest'oggi, perché il 2021 per noi deve essere veramente un anno di conquiste. Qualsiasi cosa ci sia intorno a noi, qualsiasi cosa succederà, situazione ci troveremo davanti, come Giosuè ha fatto, noi dobbiamo continuare ad andare avanti e veramente conquistare quello che il Signore ci darà. La nostra terra promessa è lì davanti a noi. Ma preghiamo prima che il Signore possa darci questa capacità di aprire i nostri cuori alla sua parola. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio, Signore, perché tu sei veramente un Dio vivo, un Dio che ci dà, Signore, prova ogni giorno che è nel controllo delle nostre vite. Oggi, Signore, noi ti chiediamo, come tutte le altre volte, Padre, che tu possa alimentare i nostri cuori con la tua parola. Signore, che il tuo Spirito prenda possesso in questo momento, Padre, delle menti, dei cuori, delle situazioni, nelle famiglie, Signore, dove questo messaggio sta arrivando e dove arriverà, Signore, affinché tu possa fare dei cambiamenti profondi nelle nostre vite. Rimettiamo a te, Signore, questo momento prezioso, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Quando leggiamo la parola di Dio, mi piace, almeno quando io leggo la parola di Dio, mi piace vedere quanto, nonostante le storie siano antiche, siano vecchie ma molto attuali. Cioè, uomini di Dio, il popolo di Dio, la Chiesa, Israele, hanno affrontato delle situazioni che veramente nello stesso modo affrontiamo noi oggi. E una cosa che noi vogliamo considerare oggi, il titolo di questo sermone è Iniziare il nuovo anno con propositi di vittoria. Io non so che propositi hai nella tua vita per il 2021, non so se stai sentendo delle incertezze, delle angosce, delle difficoltà nel tuo cuore, nella tua anima, ma questa cosa che noi sentiamo, non dobbiamo farci dominare da questo, perché è normale provare dei sentimenti umani. Io quando leggo l'Antico Testamento a volte ci sono dei credenti che dicono: pastore, ma i cristiani non possono provare angoscia. Possono sì, il grande problema non è provare angoscia, il grande problema è uscire dall'angoscia, e noi possiamo uscire dall'angoscia quando viviamo certi principi spirituali che il Signore ci propone nella sua parola. Come ho detto all'inizio, noi considereremo la storia di Giosuè, almeno 2 o 3 episodi molto importanti della vita di questo grande uomo di Dio insieme al popolo di Israele, e loro stavano per entrare nella terra promessa, e dobbiamo immaginarci il nostro 2020 come loro si sono lasciati alle spalle un grande deserto, 40 anni di sconfitte, 40 anni di angoscia, 40 anni di instabilità, 40 anni di vita nelle tende, e finalmente dopo 40 anni di questo
questa sofferenza, questa esperienza difficile per il popolo di Israele, finalmente arrivano ai confini della terra promessa che Dio aveva promesso più di 600 anni prima ad Abramo, e finalmente stanno per arrivare lì ai confini della terra promessa e stanno per entrare nell'anno che, se così possiamo dire, nell'anno 2021. Questo anno 2021 che per noi sarà un grosso punto di domanda, ma il Signore ci ha promesso che Lui sarà sempre con noi. Allora, che cosa si sono trovati nella strada questi uomini di Dio, questa generazione che è uscita da quel grande e terribile deserto per 40 anni? Dio stesso l'ha chiamato così nel libro di Deuteronomio. E cosa si sarebbero aspettati che ci fosse davanti? Beh, sicuramente delle sfide, no? Come noi vivremo delle sfide per il 2021, anche il popolo di Israele ha vissuto delle grandi sfide, no? E arrivando ai confini della terra promessa, loro hanno cominciato a percepire che la cosa non sarebbe stata semplice, ma Dio aveva fatto delle promesse a loro, e questo deve essere una cosa molto ben chiara nella nostra testa, ossia Dio ha delle promesse anche per noi e noi affronteremo questo anno 2021 con le sue promesse, con la sua alleanza nelle nostre mani. Allora, Dio non farà sparire i problemi dalla nostra vita, come Dio non ha fatto sparire i problemi neanche dai grandi uomini di Dio, neanche dal suo popolo. Gesù ha detto una volta, e questo principio è valido per tutta la parola di Dio, per tutte le storie che noi leggiamo nella Bibbia: nel mondo avrete tribolazione. Questo è una sicurezza. Ma c'è un'altra sicurezza, perché questo testo biblico non termina così e dice: ma abbiate coraggio, dice Gesù, perché io ho vinto il mondo. Come ha fatto Giosuè a conquistare la terra promessa? Come ha fatto Giosuè insieme al popolo di Israele a affrontare il loro anno 2021 con queste certezze, con questa vittoria che noi leggiamo in tutto il libro di Giosuè? Allora noi lo scopriremo oggi attraverso 3 principi fondamentali che bisogna tenere ben fondati, ben presenti nelle nostre vite di cristiani. Allora, il primo lo troviamo nel capitolo 3, versetto da 14 a 17, dice così questo testo: il popolo, partito dalle sue tende per oltrepassare il Giordano, aveva davanti a sé i sacerdoti che portavano l'arca del patto. Appena quelli che portavano l'arca giunsero al Giordano e tuffarono i piedi nell'acqua della riva, il Giordano straripa dappertutto durante tutto il tempo della mietitura, le acque che scendevano dalla parte superiore si fermarono e si elevarono in un mucchio a grandissima distanza, fino alla città di Adam, che è vicino a Sartan. E quelle che scendevano verso il mare della pianura, il Mar Salato, furono interamente separate da esse. E il popolo passò di fronte a Gerico. I sacerdoti che portavano l'arca del patto del Signore stettero fermi sull'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava all'asciutto, finché tutta la nazione ebbe finito di oltrepassare il Giordano. Allora proviamo a immaginare questa situazione in cui tutto il popolo entra con questa voglia, con questo entusiasmo di riscattare il loro lungo periodo nel deserto, in quel terribile deserto che il Signore aveva permesso che loro passassero. E la prima cosa che succede è che loro trovano un ostacolo. È un ostacolo molto simile a quello che avevano affrontato 40 anni prima, quando Mosè li aveva portati fuori dal confine dell'Egitto, ossia là c'era il Mar Rosso, qua c'era il Giordano. È interessante i dettagli che troviamo in questo testo biblico, che ci danno dei insegnamenti meravigliosi. Ossia, questo testo dice che il popolo partì dalle sue tende. Ok, le tende ovviamente rappresentano l'instabilità di quello che loro avevano vissuto
fino a quel momento lì. Ogni giorno avevano un accampamento diverso, ogni giorno dovevano spostarsi, camminare, finalmente stavano per entrare nella terra promessa, stavano uscendo da questa tenda, ossia stavano uscendo da questa instabilità per andare a trovare la stabilità di un paese dove avrebbero potuto coltivare, dove avrebbero potuto avere delle case fisse. E la prima cosa che succede è che loro hanno trovato un fiume in pieno straripamento. E questo dettaglio è molto interessante, perché dice che in questo periodo dell'anno il fiume straripava da tutte le parti. Ossia, proviamo a immaginarci questo ostacolo che loro hanno trovato e facciamo un parallelo con le nostre vite. È interessante che noi possiamo pensare che ci sono dei momenti nella nostra vita, e forse ci saranno anche nel 2021, quando noi abbiamo detto all'inizio che nel mondo avremo tribolazione. È ovvio che questo nostro Giordano strariperà a volte in tutte le parti. Ci saranno dei momenti in cui noi non sapremo veramente che cosa fare nella nostra vita. Ma Giosuè aveva ricevuto un ordine da parte di Dio, e Dio gli aveva detto: prendi l'arca dell'alleanza, prendi la mia alleanza, quella che rappresenta il patto che io faccio con te, fa che 4 sacerdoti la portano sulle spalle, e quei sacerdoti dovranno entrare nel Giordano, e io ti mostrerò che cosa succederà. E la cosa interessante è che Giosuè istruisce il popolo obbedisce alla chiamata di Dio, fa esattamente, finalmente dopo 40 anni, fa le cose come Dio aveva ordinato. E questa arca portata sulle spalle da questi 4 sacerdoti entra nel Giordano, e appena loro mettono il piede nel Giordano, e ancora è interessante questo dettaglio, le acque si separano e tutto il popolo passa all'asciutto ed entra nella terra promessa. E quei sacerdoti sono stati quelli che sono stati fermi nel centro del Giordano finché tutto il popolo non è passato all'asciutto ed è entrato finalmente nella terra promessa. Alcuni dettagli qua che noi dobbiamo imparare da questo principio. E lo ripeto, il principio numero 1: dobbiamo prendere una posizione nell'alleanza eterna che Dio ha fatto con il suo popolo. In quel tempo l'alleanza era scritta su tavole di pietra. Oggi noi abbiamo un'alleanza con Dio sigillata dal sangue di Cristo, quindi una cosa talmente forte, talmente salda, talmente fondata nelle nostre vite, che noi dobbiamo e abbiamo il diritto di prendere quell'alleanza e di farla nostra nei momenti difficili. Ossia, noi dobbiamo portare, come quei sacerdoti, sulle nostre spalle l'alleanza che Dio ha fatto con noi attraverso il sacrificio di Cristo sulla croce. Dobbiamo entrare nelle nostre difficoltà, dobbiamo entrare nel nostro Giordano, dobbiamo entrare nelle nostre sofferenze, nelle nostre angosce, nelle nostre situazioni che non riusciamo a risolvere umanamente parlando, e tenendo stretta l'alleanza che Cristo ha fatto con noi, dobbiamo passare all'asciutto dall'altra parte. Ti dico una cosa di più: quando questo nostro Giordano, queste nostre difficoltà aumenteranno e strariperà dappertutto, e ci saranno quei momenti in cui noi diremo: adesso che cosa faccio? Adesso dove mi aggrappo? Adesso qual è la mia speranza? Allora, proprio in quel momento lì noi dovremo continuare a fermare i nostri piedi in mezzo a quelle difficoltà. Questo è un esercizio che più semplice ma più difficile di così non esiste, perché è l'esercizio della nostra fede. Dio ha fatto un patto con noi attraverso Cristo e ha lasciato scritto questo patto nella sua parola, e quando noi ci fermiamo nella sua parola, quando noi ci fermiamo nei suoi principi, quando noi ci fermiamo nelle sue promesse, allora noi possiamo vivere delle difficoltà, sì,
ma come loro hanno fatto veramente possiamo mettere i piedi e stare fermi nelle promesse di Dio, in quelle acque che straripano, e vedere che Dio farà la differenza in quella situazione. Dio aprirà le acque e noi passeremo al di là di queste acque, passeremo nella nostra terra promessa, passeremo nella nostra stabilità emozionale, passeremo nella nostra maturità spirituale, passeremo di là perché non contiamo sulla nostra logica, non contiamo sugli uomini, non contiamo sul fatto che tutta la nostra vita è a posto, ma contiamo sul fatto che la parola di Dio è registrata lì per noi, il suo patto è un patto eterno con noi. Quando Dio dice una cosa, Lui la mantiene. Quando Dio manda la sua parola in giro per il mondo e manda ad effetto quello che Lui dice, Lui mantiene e porta a termine tutto quello che Lui ha in mente. La parola di Dio nel libro dei Proverbi dice che i piani di Dio sussistono. I piani di Dio sussistono. Questi sacerdoti che sono entrati nel Giordano con i loro piedi, sono stati fermi là in mezzo, hanno separato le acque, hanno usato la loro fede per far passare al di là tutto il popolo. Allora una parola per tutti quelli che hanno dei parenti, degli amici, delle persone che amano della propria famiglia, che ancora non conoscono il Signore, che ancora non conoscono le vittorie che il Signore dà, che ancora non conoscono la salvezza. Forse ci sono dei momenti in cui noi ci scoraggiamo, ci sono dei momenti in cui noi possiamo veramente dire: Signore, non ce la faccio più. La proposta che Dio ti fa per il 2021 oggi, affinché tu possa vincere nella tua vita, vincere come famiglia, vincere come Chiesa, vincere come ministro di Dio, vincere sulle situazioni, è: ferma i tuoi piedi nella parola di Dio, ferma i tuoi piedi nelle promesse di Dio, perché quello che Dio promette è quello che Dio manterrà. Se tu hai delle promesse da parte di Dio per le tue persone care, fermati in mezzo al tuo Giordano, e fino a che queste tue amate persone, quelle per cui tu stai pregando da tanto tempo, non saranno passate dall'altra parte, rimani lì, non tornare indietro, non disperarti, perché il Signore è con te, il Signore ascolta le tue preghiere, il Signore mantiene le sue promesse. Ed è interessante che questo non è un ostacolo e poi è finito tutto. Israele è entrato nella terra promessa, ha conquistato tutto così facilmente? No. Se noi come primo principio abbiamo imparato che dobbiamo prendere posizione attraverso l'alleanza che Dio ha fatto con noi e attraverso la sua parola, noi dobbiamo imparare un secondo principio fondamentale, che dobbiamo camminare ogni giorno sperimentando il potere della preghiera. E vorrei leggere un secondo testo insieme a te che si trova nel capitolo 6 del libro di Giosuè, e dice così, un testo molto conosciuto, una situazione molto conosciuta, che è la conquista della città di Gerico. E dice così: Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli di Israele, nessuno ne usciva e nessuno vi entrava. E il Signore disse a Giosuè: vedi, io do in tua mano Gerico, i suoi re, i suoi prodi guerrieri. Voi tutti dunque, uomini, marciate intorno alla città facendone il giro una volta. Così farai per 6 giorni. E 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. E avverrà che quando essi suoneranno a distesa il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un gran grido e le mura della città crolleranno e il popolo salirà
ciascuno diritto davanti a sé. Questi sono i versetti da 6, capitolo 6, versetto da 1 a 5, ma c'è un qualcosa in più che voglio leggere insieme a te, che si trova al versetto 10, ed è un ordine che Giosuè ha dato al suo popolo durante questa camminata intorno alle mura di Gerico. Dice: Giosuè aveva dato al popolo quest'ordine: non gridate, fate che non si oda neppure la vostra voce, non vi esca parola di bocca, fino al giorno che io vi dirò: gridate, allora griderete. Allora il popolo finalmente attraversa il Giordano, entra nella città, entra in questa terra promessa che Dio gli aveva dato, e ovviamente c'era un'altra battaglia da fare, c'era un'altra situazione da risolvere, e che sembrava veramente una situazione impossibile. Gli storici hanno scoperto che la città, gli archeologi hanno scoperto che la città di Gerico era la città più fortificata dell'antichità del Medio Oriente. Le sue mura erano mura di alte circa 20 metri ed erano mura doppie, ossia questo popolo che abitava in Gerico era un popolo veramente barricato nella sua città. Ma la cosa interessante è che questo testo, quando si comincia ad apprezzare alcuni dettagli, dice che questo popolo che era chiuso in questa città di Gerico aveva paura del popolo di Israele, e il popolo di Israele arriva a questa città, arriva a queste grandi mura, e ovviamente vede questa situazione ancora impossibile, e si rimette un'altra volta nelle mani di Dio, e Dio dà un ordine e dice così: allora, quando tu vedrai le mura di questa città, dovrai fare una cosa: dovrai girare un giorno, una volta intorno alle mura di Gerico, e così farai per 6 giorni. Al 7° giorno tu farai per 7 volte il giro delle mura, e quando le trombe suoneranno, allora tu griderai e le mura crolleranno. Ci sembra una cosa veramente incredibile, no? Una cosa che non ha molto senso, e veramente ci sono delle volte, cari fratelli e care sorelle, che nel mondo spirituale ci sono alcune cose che sembrano senza senso per noi, ma hanno senso veramente per Dio. Questo numero 7, no? Che è un numero ricorrente nella parola di Dio, che rappresenta un tempo perfetto stabilito da Dio. E io credo che questa attitudine che Dio ha chiesto al popolo di Israele fosse un'attitudine che è l'attitudine della preghiera. Noi abbiamo 5 tipi di preghiera in tutta la parola di Dio. Una preghiera di adorazione, una preghiera di intercessione, una preghiera di confessione, una preghiera di richiesta, ma c'è una quinta preghiera che noi vediamo in questo testo biblico, che io penso che sia una delle preghiere più potenti che esistano, che sono dimostrate nella parola di Dio, che è la preghiera di attesa e di ascolto. È interessante che noi tante volte ci prendiamo un tempo per parlare con Dio, per richiedere a Dio, per adorare a Dio, ma c'è un tempo preziosissimo in cui noi stiamo attendendo la risposta di Dio, e questa è un'attitudine di preghiera, perché sempre abbiamo detto che la preghiera è un dialogo a 2 vie, non è solo un monologo da parte nostra, ma ci sono delle risposte da parte di Dio, e quando noi siamo nell'attesa della risposta di Dio, allora è lì proprio che si forma la nostra fede. Un grande uomo di Dio una volta ha detto: la nostra fede non si costruisce sulle risposte di Dio, ma si costruisce sull'attesa delle risposte di Dio. Ed è proprio vero che è così. E questo popolo, Dio gli ha chiesto: allora tu farai così, gira per il primo giorno intorno alle mura e stai completamente in silenzio. Fai
fai la stessa cosa il secondo giorno, fai la stessa cosa il terzo giorno, fino al sesto giorno, il settimo giorno, allora tu farai una cosa, girerai per 7 volte, tu farai questo giro delle mura, e le mura rappresentavano le resistenze, la protezione spirituale degli dei sopra le città a cui erano dedicate. Ed è interessante che la parola Gerico significa città della luna, era una divinità che veniva adorata in quel tempo, in quel luogo, una divinità notturna, una divinità delle tenebre. Ed è interessante fare un parallelo con le nostre vite spirituali. A volte noi abbiamo delle mura vicino a noi, no? Che dobbiamo conquistare, ci sembrano delle situazioni impossibili, e il Signore ci dice: hai fatto la tua preghiera, continua a camminare intorno a quelle difficoltà, continua a camminare intorno a quelle mura, non stare fermo e aspetta che io compia il mio tempo affinché quando arriverà il momento tu potrai gridare e dire: abbiamo vinto, ho vinto su quelle mura, ho abbattuto quelle mura con la preghiera. Cari miei, io credo che noi dobbiamo fare come questo popolo ha imparato, a camminare ogni giorno nella potenza della preghiera. Dio ha chiesto una cosa folle, se così possiamo dire, a questo popolo, e loro hanno obbedito, sono stati in silenzio, hanno continuato a marciare con la arca dell'alleanza che marciava davanti a loro, e hanno compiuto tutto questo tragitto che il Signore gli ha detto di fare. E quando è arrivato il momento, la storia dice che loro hanno gridato, e finalmente quando loro hanno gridato, le mura sono crollate, le persone sono entrate nella città, hanno messo tutto a fil di spada, e Dio ha dato una grande vittoria a questo popolo. Dio ha dato una grande vittoria a Giosuè. Perché? Perché era il momento stabilito da Dio, e loro dovevano continuare a fare questo silenzio, a continuare a fare questa preghiera di ascolto, e aspettare che Dio desse l'ok affinché quelle mura crollassero e affinché la vittoria fosse certa. C'è un salmo, che è il Salmo 37,7, che dice così: stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. A volte noi vogliamo manipolare le situazioni perché le mura crollano. Pensa al tuo problema, pensa alla tua difficoltà, pensa a quella situazione che ti sembra quasi impossibile da risolvere. Il Signore dice: continua a girare intorno a quelle mura, aspetta la mia risposta di preghiera. Quando io ti dirò grida, è perché la risposta è arrivata. E quando io ti dirò grida, quelle mura crolleranno. E quando io ti dirò grida, entra nella tua situazione e vinci su quella situazione. Io non so se la tua situazione si tratta di un peso che tu hai nel tuo cuore, una situazione che veramente ti grava nel profondo della tua anima. Quante volte sono passato per questo principio, quante volte ho detto: Signore, impossibile, e il Signore mi ha detto: continua a sperare, continua a pregare, continua a aspettare che io ti dica: adesso è il momento, adesso è il momento. E io vorrei ringraziare Dio, perché veramente quando Dio ci fa delle promesse, l'unica cosa che noi dobbiamo fare è continuare a camminare in quei principi, continuare a camminare in quelle situazioni. La prima cosa che dobbiamo fare, come abbiamo imparato, è fissa i tuoi piedi, fissa le tue convinzioni sulla parola di Dio. Ma il secondo principio che noi dobbiamo imparare è: cammina ogni giorno nella potenza della preghiera che il Signore ci ha insegnato. E c'è un terzo principio che io vorrei imparare insieme a te. Questo, più che un principio, è
esortazione e un avvertimento che il Signore ci dà sempre nel libro di Giosuè, e è un campanello di allarme. Allora Giosuè è stato un leader splendido, ha fatto delle conquiste veramente straordinarie e lui veramente ha dato una nuova speranza a Israele attraverso i piani di Dio. Ma verso la fine della sua vita c'è stata una mancanza, un vuoto che purtroppo ha influenzato le generazioni future. Giosuè ha fatto due grandi errori nella sua vita. Il primo è stato quello di non formare nessun successore, di non formare un leader che prendesse il suo posto quando lui se ne sarebbe andato nell'eternità. E la seconda cosa, lui non ha conquistato tutto il territorio della terra promessa. E se tu vai al capitolo 13, versetto 1, dice così questo testo: Giosuè era vecchio, ben avanti negli anni. Il Signore gli disse: tu sei vecchio, ben avanti negli anni, e rimane ancora grandissima parte del paese da conquistare. Quando il Signore gli ha detto: Giosuè, tanto territorio ancora da conquistare, tanto territorio in cui ci sono ancora i nemici di Israele, che se rimangono lì sarà un grande problema. E la vita di Giosuè, pochi capitoli dopo, termina e la generazione di Giosuè muore, va nell'eternità, e comincia il periodo più buio della storia del popolo di Israele. E comincia il periodo dei giudici, 300 anni di idolatria, di quello che i teologi chiamano il ciclo del peccato. Perché? Perché quella mancanza che Giosuè ha lasciato, quel vuoto che Giosuè ha lasciato, qualcun altro ha riempito. Ha mancato di formare un leader per le prossime generazioni, ha mancato di conquistare parti della terra promessa, dove quei popoli che sono rimasti hanno riportato Israele al vecchio problema, quello di sempre, che è idolatria, e il popolo ha cominciato a mescolarsi con loro. Quando noi entreremo nel 2021, noi abbiamo tante sfide davanti a noi, come Giosuè ha avuto tante sfide, ma noi dobbiamo pensare alle prossime generazioni, dobbiamo formare i futuri pastori, dobbiamo formare i futuri diaconi, dobbiamo formare i futuri leader di ministero, dobbiamo formare i prossimi cantori, i prossimi leviti, dobbiamo formare i prossimi musicisti, dobbiamo formare una generazione che porti avanti il testimone della opera di Dio, perché l'opera non è nostra. E quello che Dio ha detto in quel momento a Giosuè è stato proprio questo: Giosuè, pensa alle prossime generazioni, perché l'opera è importante, molto più della tua vita, molto più della mia vita, molto più di quello che abbiamo fatto fino adesso, e tu sei vecchio. È interessante che questa esortazione, quando Dio ha detto a Giosuè tu sei vecchio, ossia era un dato di fatto, quanti di noi cominciano a pensare: io sono esperto di chiesa, io so come funziona. Questo è il momento in cui noi cominciamo a fermarci. Se c'è una cosa che io ho imparato nella mia vita cristiana, lascia che ti dia questo consiglio: non farti mai spegnere la fame spirituale di imparare qualcosa. Impara da tutti, impara dai libri, impara dai bambini, impara dagli anziani, impara dai tuoi fratelli, impara sempre, perché se tu avrai questo tipo di attitudine, allora non ti spegnerai mai, allora non diventerai vecchio spiritualmente, non lascerai degli spazi da conquistare. E ti posso assicurare per esperienza personale che ci sono tante cose nella nostra vita e nella nostra anima, territori ancora da conquistare che non sono stati conquistati. Se noi lasciamo lì, qualcuno riempirà quello spazio, e le prossime generazioni, le generazioni che vengono, vedranno che qualcosa non è funzionato.
Per Israele è stato il periodo dei giudici, tre secoli di buio, 3 secoli di peccato, 3 secoli di sofferenza, finché Dio ancora di nuovo non ha usato misericordia per quel popolo e ha cominciato a mandare il periodo dei re. Il periodo dei re finalmente ha ricominciato a vedere la luce, la verità della parola di Dio. E tu che sei lì, che stai ascoltando questo messaggio, che spero che veramente sia arrivato al tuo cuore, non permettere che la tua vita si spenga, non permettere che qualche area della tua anima sia ancora lì in sospeso, che non è consegnato a Dio, perché il pericolo è veramente grande e veramente noi dobbiamo pensare attraverso questo e lasciare alla prossima generazione, insegnare alla prossima generazione che c'è un Dio che è vivo. Dobbiamo formare delle persone libere di avere un rapporto personale con Dio, che non devono dipendere da noi, ma devono dipendere dal Signore, perché l'opera è più importante. Giosuè ha fatto questo errore, ha lasciato questo vuoto e noi non dobbiamo compiere lo stesso errore. Io vorrei terminare con un testo biblico che si trova in Giovanni capitolo 11 versetto 12, dice così: Gesù stesso dice: dai giorni di Giovanni Battista fino a ora il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Questo testo è stato letto in tutti i modi, ma c'è una lettura che è molto interessante, che io penso che sia quella corretta. Non è in senso negativo, ma in senso positivo. Il regno dei cieli va conquistato, tra virgolette, con violenza. Non possiamo fare i soldati, e l'Apostolo Paolo ha detto: un buon soldato va a fare la guerra senza impicciarsi delle cose della vita. E noi dobbiamo combattere il buon combattimento e fare violenza nel mondo spirituale, ossia dobbiamo ammazzare il nostro ego, dobbiamo combattere contro il diavolo e andare in guerra veramente contro il diavolo, e dobbiamo zittire e legare con catene la nostra carne, perché questo è il compito di ogni cristiano, ossia prendere con violenza quello che ci aspetta. C'è qualcosa di molto interessante nella guerra, no? E nella guerra noi rimaniamo svegli, rimaniamo vigili, e il Signore dice: vigilate, perché tante aree della nostra vita sono ancora da conquistare. Vigilate, perché tante aree della nostra Italia sono da conquistare. Vigilate, perché nella nostra famiglia ci sono degli spazi dove il diavolo cerca di infilarsi, e noi non possiamo diventare vecchi, non possiamo lasciare quegli spazi a lui. Noi dobbiamo continuare a combattere fino alla fine dei nostri giorni. Possiamo essere sconfitti qualche volta, possiamo. Anche Giosuè, con la storia della città di Ai, è stato sconfitto. C'era una situazione difficile là, ma poi lui si è rialzato, ha risolto la situazione, ha continuato a combattere, e fino a qua lui è arrivato, fino alla sua vecchiaia. Ma noi dobbiamo veramente tenere presente questi 3 principi affinché il nostro 2021 sia un anno pieno di speranza. Dobbiamo fissare i nostri piedi, scusatemi se lo ripeto ancora, ma penso che sia importante, fissare i nostri piedi nella parola di Dio. Dobbiamo camminare ogni giorno nella potenza della preghiera, e terzo, non dobbiamo lasciare spazio, non dobbiamo trascurare nessuna area di influenza del nemico, nella nostra vita, nella nostra famiglia, nella nostra Chiesa. Che il Signore ci benedica e che il Signore ci dia di camminare in questo modo per tutto l'anno che viene. E io vorrei concludere questo messaggio con una preghiera, ovviamente consacrando questo anno 2021 al Signore. Ciascuno di noi in questo momento può veramente mettere nelle mani di Dio i giorni che verranno, no? Veramente non sappiamo cosa ci riserva il futuro, ma sicuramente possiamo consegnarlo nelle mani di Dio e Lui saprà amministrarlo molto meglio che ciascuno di noi. Ok? Preghiamo e facciamo questo davanti al Signore. Nostro Dio, nostro Padre,
365 giorni, l'anno 2021 sono un'incognita per noi. E noi in questo anno 2020 che è passato, Signore, ci siamo resi conto quante piccole e grandi cose hanno valore per noi. Ma la cosa più preziosa che veramente un figlio tuo ha sperimentato è la tua presenza nelle nostre giornate. Permetti, Signore, che possiamo camminare con te. Cristo una volta ha detto: il Padre mio opera e anch'io opero. Cristo si univa a te nella tua opera. Permetti che anche noi possiamo unirci a te nell'opera che tu stai facendo attorno a noi e che noi possiamo sperimentare, Signore, ogni giorno di più per tutto l'anno 2021 la tua presenza nelle nostre vite. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ok carissimi, voglio lasciarvi con alcuni annunci importantissimi per la vita della nostra Chiesa, e uno di questi sicuramente è quello della preghiera. Ogni lunedì alle ore 21 su piattaforma Zoom noi facciamo un incontro di preghiera che fino ad oggi è stata una vera benedizione per tutti noi. Abbiamo visto delle bellissime risposte di preghiera, fratelli che si sono aggiunti un po' da tutte le parti, il numero sta aumentando perché stiamo scoprendo, no? Quanto la preghiera è importante per la vita della nostra Chiesa. Quindi ogni lunedì ore 21 noi saremo lì su piattaforma Zoom per condividere questo tempo di preghiera insieme ai nostri fratelli. La stessa cosa stiamo riprendendo, probabilmente la settimana prossima ci terremo aggiornati su questo. Il giovedì anche lì ci sarà un altro incontro di preghiera. Il giovedì è l'incontro di preghiera quello specifico delle comunità, delle chiese, e alle ore 20 sempre su piattaforma Zoom. Anche qui io ti invito a partecipare e a portare le tue richieste ad adorare il Signore insieme ai fratelli della tua comunità. Ok? Un importante annuncio, come ha dato il pastore Caio la settimana scorsa, per quanto riguarda il regolamento. Abbiamo inviato l'ultima bozza modificata del regolamento interno. Vorrei dare un chiarimento molto importante, che è questo: quando noi abbiamo pensato a cambiare questo regolamento, che veramente non è più scusatemi il gioco di parole, non è più in regola, noi abbiamo tenuto conto di alcune direttrici importanti, e sono queste. La prima, che è un regolamento interno che deve essere allineato in armonia con lo statuto dell'ente ecclesiastico. Attraverso lo statuto noi ci rapportiamo con le istituzioni esterne alla Chiesa, con lo Stato, in poche parole. E il regolamento interno deve allinearsi, perché non può veramente essere in contrasto con alcuni principi che noi troviamo nello statuto, ok? Quindi alcune modifiche sono state fatte per quel motivo. La seconda cosa più importante, ovviamente ancora, è che noi abbiamo cercato di fissare il nostro regolamento interno su dei principi biblici. C'erano dei principi che non si allineavano molto, non dico che erano antibiblici, ma ovviamente non si allineavano molto con alcune cose che dice la parola di Dio, e anche questo per noi è stato una cosa importante da cambiare, e abbiamo tenuto conto di questo parametro. Poi l'ultima cosa che voglio dirvi è che la terza linea direttrice che di cui abbiamo tenuto conto è il fatto che noi siamo una realtà con chiese satellitari, chiese locali, ok? Comunità locali. E noi vogliamo veramente che queste comunità locali non siano come nel vecchio modo di pensare chiesa madre, chiesa figlia. No, noi siamo una chiesa satellitare in cui ogni cellula nelle varie città dove noi lavoriamo possa avere una vita propria, collegata con le altre comunità, ma che abbia una vita propria. Per questo noi, se voi approfondite un po' il regolamento, se lo leggete a casa, chiaramente
vedrete che abbiamo istituito delle assemblee locali e in più ci sarà l'elezione di almeno un anziano per ogni comunità che coadiuveranno il lavoro pastorale in tutti i suoi aspetti. Quindi anche questa cosa importante, noi vogliamo condividere questo lavoro con un anziano, almeno un anziano per ogni comunità, ok? Infine, se avete qualche dubbio, qualche chiarimento da fare a riguardo proprio del regolamento interno, chiamate i pastori in modo che io, il pastore Mario, il pastore Caio, in modo che possiamo darvi delucidazioni, e le proposte le terremo sicuramente in conto, in modo che possiamo fare con il consiglio di tutti il meglio per la nostra comunità, ok? Giorno 10, ossia la settimana prossima, se niente cambia, noi torneremo con il culto presenziale, ok? Con il culto presenziale, e speriamo veramente che questo succeda, perché abbiamo bisogno di ritrovarci insieme nelle nostre comunità, condividere un tempo, se non proprio vicini ma almeno prossimi, fisicamente parlando ma anche spiritualmente parlando, ok? E questo è, che il Signore ci benedica. Scusate che mi dimenticavo l'ultima cosa: la settimana seguente, dal lunedì 11, noi torneremo con i nostri gruppi di studio biblico, ok? Questo sarà importantissimo, cominciare a ritrovarsi con i nostri gruppi, con le nostre cellule, per crescere nella conoscenza della parola di Dio. Stiamo facendo uno studio molto bello, che è lo studio sulla mutualità, e noi proseguiremo fino alle nostre vacanze estive su questo argomento, che sicuramente gioverà tantissimo ai nostri rapporti interpersonali con la Chiesa e con i nostri fratelli. Che il Signore ci benedica, un abbraccio e buon proseguimento, buon 2021 ancora una volta nella presenza del Signore.